quarta corsa, una categoria CD per cavalli anziani, e si alza piano piano il livello. Arriveremo ovviamente con la prossima corsa a uno dei due momenti clou della giornata, ovvero il Gran Premio Italia Maschi. E vediamo prima gli anziani. Come detto, categoria CD, sono in 6 al via di una corsa qualitativa, nella quale è favorita il numero 6 Bonville Gifont. Con il numero 1 Brigitte Rock, Edoardo Baldi, 2 Crystal Trio, Marco Stefani, 3 Cristallo Arc, Andrea Farolfi, 4 Bionda De Gleris, Natale Cintura, 5 Candei Greppi, Enrico Stefani, 6 Bonville Gifont, Alessandro Gocciadoro. L'allineamento si è già completato lungo la curva di sinistra. 1,70 Bonville Gifont, 2,75 Cristallo Arc, queste le quote sul campo, poi 9 Brigitte Rock, gli altri in doppia cifra. Autostart che accelera e stacca con Bonville Gifont velocissima dall'esterno a scavalcare Cristallo Arc, il quale si mette secondo avanti a Brigitte Rock. Rimane di fuori invece Crystal Trio, poi ancora Bionda De Gleris alla retroguardia, Candei Greppi. Bonville Gifont che ha preso la testa con un lancio in 14,2 e cerca ora di amministrare il vantaggio guadagnato. Ovviamente ha dovuto aprire tanti rubinetti Alessandro Gocciadoro per andare in testa dal 6. Sembra essersela un filo presa l'erede di Varennes, che passa in 28,8 i primi 400 metri di corsa. Bonville Gifont in vantaggio, segue a debita distanza Cristallo Arc, il quale precede Brigitte Rock, che ha accanto Crystal Trio. Poi alla retroguardia Bionda De Gleris e Candei Greppi. 43,9 per i primi 600 metri di corsa, con Bonville Gifont che prosegue in netta evidenza su Cristallo Arc e Brigitte Rock. Poi le altre ancora distanti, perché c'è 58,1 per la metà gara. Si viaggia sul piede dell'1,12,5 e Bonville Gifont non tende a flettere l'andatura. Ancora un parziale costante in 14,5, 1,12,6 il primo chilometro. Bonville Gifont e Cristallo Arc che tendono a guadagnare qualcosa nei confronti di rivali, prova a non perderli di vista. Brigitte Rock muove in mezzo alla pista Candei Greppi dall'ultima posizione. La retta di là in 14,3 in accelerazione, 1,26,9 i primi 1200 metri di corsa. Bonville Gifont ancora ben agganciata alle guide, Cristallo Arc che si avvicina e tra poco proverà la mossa. Poi ancora Brigitte Rock mentre sbaglia Candei Greppi, la piegata conclusiva passata Numero in 14,7 da Bonville Candei Gifont che entra in retta in squalificato. vantaggio, sposta al suo esterno Cristallo Arc, ma non ce n'è perché Bonville Gifont riparte, vince facile. Cristallo Arc è secondo, al terzo Brigitte Rock, 28,9 anche a chiudere, 1,12 spaccato il ragguaglio cronometrico coast to coast di Bonville Gifont. Alessandro Gocciadoro che allena e guida per la scuderia Pachino Horses il successo della figlia di Varennes, e Fedora Caff in percorso di testa. La cosa più difficile è stata prendere il comando dal 6, ci è riuscito in maniera impeccabile Alessandro Gocciadoro che ha amministrato nel finale. Cristallo Arc finisce secondo, Brigitte Rock terza.